La fase 2, vista da chi è abituato a vivere in isolamento in piccoli spazi, l'astronauta Luca Parmitano ha risposto da Houston alle domande di Giorgio Pacifici. Vediamo. È abituato a guardare la Terra da lontano Luca Parmitano, a viaggiare dentro moduli di pochi metri, condividendo tutto coi compagni senza uscire fuori se non nella tuta isolante. L'astronauta capisce a fondo quindi il periodo di isolamento che abbiamo vissuto. Come vivi in famiglia, come vive anche la tua famiglia, questi eventi, il tuo ritorno e anche la costrizione dovuta alla pandemia? In realtà con le mie figlie, con la mia famiglia abbiamo iniziato a seguire una vita riadattata. Quando le scuole hanno chiuso, qui negli Stati Uniti hanno iniziato praticamente subito con la scuola remota attraverso i sistemi informatici. Per quanto mi riguarda ho continuato a lavorare in maniera remota, come di fatto sto facendo anche adesso con voi. Quando sarà possibile una reale ripartenza della società, secondo te? Io preferisco e ritengo indispensabile, anzi, lasciare che chi ha fatto di un campo di ricerca il centro della propria esistenza si prenda anche la responsabilità gravissima di prendere certe scelte. Chi fa quelle scelte si prende delle grandissime responsabilità e quindi è giusto dar loro anche il necessario supporto perché tutto si svolga in maniera ordinata. Le opinioni raccolte dal